Gentili amiche, cari amici, buongiorno da Andrea e da domenica 27 luglio, che barba! Qui non passano più i giorni, o meglio, passano forse troppo veloci, ma cerchiamo di avvicinarci al più presto alle sospirate vacanze. Andiamo a dare una bagnata sul viso rasato malamente nei giorni scorsi durante un viaggio attraverso l'Italia. Non viene nemmeno da bagnarsi con l'acqua calda, perché effettivamente col caldo che fa fuori adesso un po', chiaramente le temperature hanno un po' abbassato la loro aggressività sulla costa. Il centro-sud è stato oggetto di temperature assurde, nel Salento sono stati segnalati 42 gradi la scorsa settimana. Allora adesso il ProRaso, sempre lui, olio di eucalipto e mentolo, sempre una fresca, diciamo, opzione per le vostre rasature estive, perché siamo in piena estate, l'estate è più di un mese che è partita. Si vede pubblico di vario genere, europei, che circolano. Ho visto oggi una famiglia di tedeschi con un Audi A6 d'epoca degli anni 80, probabilmente pagata quanto un'Audi nuova, perché c'è anche questo mondo del vintage un po' scriteriato che spende cifre assurde, e non soltanto nelle automobili o nelle moto, per avere degli oggetti che riportino a ricordo ai vecchi fasti, per cercare di tornare un po' indietro, per cancellare un po' il presente, per pensare di ricordare che i nostri nonni, che ci hanno lasciato questi soldi per comprarci le macchine, le moto d'epoca, non abbiano fatto un sacrificio per niente, non siano morti per nulla. Come ha detto Tommaso Minniti nel film Non è un caso Moro, in quel bellissimo pezzo che chiude il suo lavoro, in cui c'è un Moro in una Camera dei Deputati deserta, cui lui parla, rivolgendosi a dei ragazzi, dicendo proprio loro alla fine: se voi crederete in quello che vi ho detto, io non sarò morto per niente. Ho dimenticato di mettere in acqua di vegetazione il nostro pennello, scusate, torno in video, tanto è tutto consentito in questo periodo. Andiamo a fare un vegetale oggi. Il vegetale possiamo tentare con un Riccardo Tonarini, di andare un manico ricostruito su un vecchio pennello anni 90, proprio come la Milano da bere, la Milano da costruire, la Milano da spartire, la Milano da urbanizzare. Se volete partiamo subito dagli interni. Sala alle mani pulite, lui è ripreso fuori dal teatro tutto indispettito dalle domande della giornalista sugli affari che hanno coinvolto la città, la capitale morale, con dimissione di assessori, interrogato e dimessosi l'assessore Tancredi, poi sostituito. Andiamo a non perdere troppo tempo, peraltro non impegnare troppo la vostra pazienza. L'ha percatta questo manico, come vedete, di un pennello dell'epoca col manico ricostruito dell'amico Riccardo Tonarini, che non vedo da un pezzo, non sento da un pezzo, non so cosa fa a Sesto Fiorentino. Mi auguro che sia chiaramente in perfetta forma, sempre interessato a proporre degli oggetti di artigianato. L'ultima volta mi hanno fatto vedere delle caffettiere molto belle. Benissimo, Agartha Phoenix, regalo dell'amico Alessio, che saluto, alle Isole Olie. Eccolo qua, un vegetale, la mappa è quella di una borsa che sembra, i disegni, le mappature delle borse di Alviero Martini. Questo l'ha già detto, mi ripeto, lo so, sembra che si stia spegnendo un po' il sole, non abbiate timore. Questo è l'aspetto interno, con un colore marroncino chiaro. I vegetali sono sempre dei saponi interessanti da testare, vanno bene per tutte le stagioni. Chiedo ad Alex Nurse cosa ne pensa dei vegetali in periodo estivo, e andiamo subito a montare, a prelevare direttamente dalla nostra confezione questo Agartha Phoenix. Saluto l'amico Riccardo, saluto l'amico Fulvio, saluto Mirko Falà, saluto Alessio Herrera, che ho già salutato, saluto Luigi Dal 13, saluto Fabio Cancelleri, saluto Davide, saluto Fabrizio, saluto tutti coloro che, saluto Luca naturalmente, che Mario, se segue le mie rasature, che hanno ancora il tempo, la voglia, il desiderio. Io ho visto che i miei iscritti sono cresciuti, sono circa 600 persone che sono iscritte al mio canale, penso che abbiano piacere di vederlo, per quello che io la domenica mi sveglio, alle volte penso sempre, ma magari sarà il caso di mettere, diciamo, in pista la domenica mattina, quando la gente è tranquilla e rilassata, le notizie di una settimana che di nuovo presenta alcune anomalie, cioè la cronaca dagli esteri all'Italia, chiaramente è quella che è riportata, che vende ancora, per i pochi giornali che si vendono. Intanto non riesco a prelevare con grande successo con questo pennello, che si sconfinfera un po', perché vedete ha perso un po' il nervo chiaramente dai suoi anni, ma io mi ostino
come ci eravamo tanto amati ad usare le cose di un tempo, vado a bagnare per cercare di prelevare, per dilungarmi un po', ma per tornare agli interni abbiamo un Manfredi Catella, capo delle più grandi società, si è riacceso il sole, vedete, va e viene, e la mia camera, chiaramente, anche se la mia videocamera percepisce la luminosità nel bagno, aiutata da un illuminatore che si trova al di sopra. E Manfredi Catella ha chiesto 68 milioni di danni al comune, lui grande palazzinaro, costruttore delle grandi trasformazioni di Porta Nuova, ricordate il grattacielo del dito dell'Unicredit, ve lo ricordate? In piazza Gaia Aulenti chiede i danni, così come anche l'architetto Boeri è indignato, lui il padre dei boschi verticali, oggi si trova in una situazione di imbarazzo e chiede danni, tanto Milano i soldi per pagare i danni probabilmente li ha. Sala chiaramente non parla, mentre Sala non parla io cerco con quello che ho prelevato dalla costruzione della garza di cominciare a preparare la rasatura, perché il pelo richiede chiaramente una preparazione. Non vi aspettate schiume mirabolanti, questi vegetali non lo fanno. Questo pennello è un po' così, un ricordo del passato, chiaramente non è tra i più performanti, non lo consiglio a chi vuole in poco tempo preparare la rasatura in maniera così, diciamo, pronta e spumosa. Questo richiede un po' di pazienza, sono saponi non facili da usare, saponi da barba. Voi come state? Raccontate, siete già in spiaggia? Avete prenotato nel vostro villaggio organizzato? Qualcuno di voi è andato a Villa Simius? Qualcuno in Sardegna? In questo momento sto andando a cercare l'angolo migliore di ombra per sorseggiare un centrifugato anziché la solita cucina italiana che tanto era apprezzata fino agli anni 90, oggi considerata una cucina pesante che viene solo mangiata in determinate contrade, ma si continuano ad aggirare dei corpulenti maschioni, maschiacci e anche signore che hanno abusato della cucina, continuano a mangiare come se non ci fosse un domani, quindi onorano certamente la cucina italiana, ma chiaramente per chi non ha più l'età, diciamo, del divertimento, il consiglio è quello di non esagerare, perché poi sapete che anche in estate, durante il periodo caldo, bisogna bere molto e mangiare poco, quindi tenetevi, non fatevi tirare da queste salsine tropicali, da questi magari resort, di questi luoghi dove avete deciso di trascorrere le vostre vacanze, quindi l'all you can eat va bene, però con un minimo di buonsenso e un pochino di, come si può dire, parsimonia. In ogni caso invece non lesiniamo nel fare la preparazione di questa rasatura, perché naturalmente è molto frenato questo sapone Agartha Felix, probabilmente dà una parte di emolienza e preparazione interessantissima. Questo pennello si è completamente spiaccicato come un porcino trovato nel bosco della bassa Val di Susa da cercatori di funghi, ma noi non vogliamo fermarci di fronte a questo. Noi vedremo come la nostra lama che sceglieremo scivolerà sul nostro viso per permettere anche oggi, in una calda domenica di luglio, perché il caldo è tornato, affrontare poi la prossima settimana, per chi dovrà ancora lavorare o per chi dovesse essere già sulla via del rientro, perché questo ancora accadrà, una giornata rilassante, ecco, che non sia soltanto racchettoni, ma anche magari un buon pezzo di un libro sotto un ombrellone, perché non stacco le basette e mi accingo a agguantare il rasoio scelto per la rasatura di oggi. Per chiudere la vicenda, Milano è stata completamente esaurita, ormai si andrà avanti, ci penserà la magistratura in cui tutti hanno grande fiducia. Avete sentito anche il governatore Occhiuto in Calabria, è solo contento che indaghino su di lui, credo che sia l'unico al mondo contento di essere indagato. Questo è il Fatip Gentile, vedete, la colonna dorica, i dischi di presa alla base, una curvatura imponente, i due denti sotto, vedete, che fuoriescono dal profilo del portalama, ne fanno un rasoio italico, certamente non tra i più grandi rasoi, ma sicuramente interessante per chi ama l'Italian style. Questo lo vediamo in tre pezzi, adesso andremo a vedere con che cosa, con quale lama. Naturalmente so
che potrebbe essere un sillogismo, ma è evidente che un Fatip si può usare principalmente con le lame Fatip. Ho usato il Fatip con molte altre lame, naturalmente, ne ho comprato una serie qui a Cecina, nella profumeria Giusi, di queste lame che sono incartate in questo elegante piccola confezione da 5 pezzi, se non ricordo male, 10 lame, scusate, sono 10 lamette. Andiamo ad aprire. Cola ce ne deve essere, forse sì, forse no, vediamo un po'. Mentre sullo sfondo musicale sentite Adoro la radio, perché non è che lo dica io, è proprio il nome di questa radio in streaming, una radio del Lazio, quindi penso romana, potrei immaginare, che trasmette musica di vario genere. Prima i Tavares hanno intonato un loro pezzo nel 80, poi Tina Turner, niente proprio di meno, una musica da domenica, una musica da bagno, perché esistono le radio da bagno, le radio da cucina, le radio da salotto, come ci sono i cani da passeggiata, i cani da punta, i cani da monte, i cani da salotto e i cani da borsetta, perché questo è quanto. La follia con cui l'uomo si è integrato col cane sostituendolo con i bambini, portando a quello che è, guardate i pezzi, l'inverno demografico, dove hanno stabilito che nel 2060 si perderanno entro il 2060 12 milioni di lavoratori a causa dell'inverno demografico, cioè ovvero del fatto che nessuno fa più figli. Andiamo a chiudere con sicurezza questi 8, 9 giri, 10, 11, 12 giri necessari per serrare il rasoio come si deve. Andiamo subito ad affrontare, e direi bene, qui Alex mi ha insegnato a non lasciare i segni di rastrello, che sono i segni del pettine. Io chiaramente non riesco mai a farmi 2 volte la barba nello stesso modo. Ho apposto una imponente quantità di agartha, forse più di quella che avrei dovuto, perché cercando la schiuma si tende a prelevare troppo. Sovradosaggio, che non è mai un male. Vedete che le rughe lasciano la striscia perché la crema si ritira dal viso. Casa anche il gran secco che grava sulla costa tirrenica, anche se qualche goccia d'acqua ieri si è vista, 4 gocce d'acqua. Bene, ieri ho incontrato l'amico Roberto in un bar sul mare, mi sono presentato senza la barba fatta, me ne scuso, ma era previsto che oggi fosse domenica che barba, chiaramente giro il lato pulito. La giornata per procedere alla pulizia del viso è quasi mezzogiorno. Questa volta la barba me la faccio prima di pranzo, non come l'altra settimana, costretto da forze esogene, da desideri ventrali, a farmi la barba dopo, non miei naturalmente. Non erano desideri ventrali miei. Andiamo a sciacquare, andiamo a bagnare per rendere il viso sicuramente più umido per un secondo passaggio. Dove a questo punto non preleveremo più dalla garta. Vedo velature del cielo che portano in sensibile cambio la luminosità del mio girato video. Me ne scuso se dovesse questo creare a voi e ai vostri monitor degli scompensi, perché effettivamente la vedo un po', posso cercare di aumentare qua volendo un po' anche la luminosità, proviamo così, dell'illuminatore, che può dispensare luce più o meno fredda a diversi gradi Kelvin, e quindi si può, per le riprese, senza avere la pretesa di fare un video professionale naturalmente, ma quello che basta per testimoniare che anche questa settimana è necessario, alla fine della settimana stessa, di fare un bilancio. Quindi andiamo, mentre mi sto massaggiando il viso in maniera molto agevole, chiaramente già rasato in precedenza nel secondo passaggio, con una stesa della crema molto più agevole, molto più scivolosa, e questo pennello in tasso puro, naturalmente non ve l'ho detto, è un Omega d'epoca, ma porta a un viso preparato sicuramente
e massaggiato con godimento fisico, effettivamente, che poche altre pratiche riservano. E andiamo avanti negli interni. Matteo Ricci, candidato alla Regione Marche contro Acquaroli, forte, ben piazzato candidato del centro-destra, è stato attaccato, è stato indagato per degli affidamenti di lavori nel comune. Lui è appena diventato l'anno scorso europarlamentare, quindi chiaramente sta cominciando il bombardamento, non solo lui ma anche Mauro Laus, deputato della Margherita, o anche mozzarellista torinese, nonché consigliere regionale di una sua cooperativa che si chiama RER, credo, ma prendetelo col beneficio di inventario. È stato oggetto di un fascio di luce per cercare di screditarlo, mentre a Milano la terza fase della demolizione delle candidature a sinistra, essendo sindaco Beppe Sala in quota Partito Democratico, e quindi vedremo come andranno le campagne elettorali. Mentre Michele Emiliano, sentito che si è autonominato nel presidente del consiglio di amministrazione, il governatore della Puglia, del teatro Petruzzelli di Bari. Qua siamo arrivati alle autonomine, no? Siamo come in Iran, nei grandi capi religiosi. Emiliano ci starebbe bene anche con un vestito tradizionale, un turbante tipo Pezeshkian. Il conto corrente obbligatorio, la Camera obbliga gli istituti di credito a non negare il conto corrente, perché mica lo aprono tutti un conto corrente. Quindi oggi tutti hanno diritto ad avere un conto corrente, un rapporto di conto corrente bancario con la banca, con una banca, anche se non hanno soldi, dico io, se non hanno i soldi per aprire il conto. Le uniche eccezioni che saranno chiaramente in fumus di denaro riciclato. Allora a quel punto si potrà in casi particolari negare l'apertura, per l'appunto, del conto corrente ai clienti. Mentre andando avanti abbiamo 4 morti per balconing a Ibiza. Sapete cos'è il balconing? È saltare da un terrazzo all'altro di resort delle località di villeggiatura, dagli stessi balconi, tuffarsi nelle piscine del residence di fianco dello stesso residence. Dipende come sono collocate le urbanizzazioni di questi luoghi. Sono morti in 4 a Ibiza. E il quinto morto è il DJ Gozzi, che si chiamano Schese come Alighiero, napoletano, DJ conosciuto in tutto il mondo, dicono. Residente Ibiza, che l'altra notte ha dato in escandescenza, lo si vede sul balcone con il vicino di casa pronto a pestarlo. Inizialmente pare che la Guardia Civile spagnola, chiaramente intervenuta a Ibiza per sedare la rissa, l'abbia riempito di botte fino a ucciderlo. In realtà si è ucciso con della chetamina, era pieno di droga fin qua, ma gli hanno trovato entrambe le scapole e 7 vertebre rotte. Quindi questo, dopo averlo riempito, l'hanno veramente finito. Che ne sarà? Altro scandalo agli imbarchi a Ibiza per Formentera, morta una ragazza bresciana perché l'autoambulanza che distava dal centro sanitario circa 200 metri dal porto, forse 300 metri, ci ha messo 40 minuti. E la ragazza morta per un malore. Quindi occhio in vacanza andare nei luoghi carnaio, occhio in vacanza di frequentare luoghi dove c'è troppa gente. E lasciatemi dire, con un po' di malcelata senilità, che quelle isole della Spagna sono sempre state pericolose, continua a girare un fiume di droga. Morto di botte, vi ricordate, pestato da un ceceno, il giovane fiorentino 5-6 anni fa, una scena allucinante, lui nella pista in terra con questi uomini che l'hanno pestato fino a ucciderlo, poi colpevole è scappato, forse poi l'hanno anche reintercettato. Quindi che le autorità spagnole facciano qualcosa, non lasciano correre fiumi di cocaina. Qui il mondo è pieno di droga, stanno succedendo delle cose assurde e io condanno i governi che fanno finta di non vedere, che hanno l'occhio ciecato, perché sono cose gravissime. Potete avere dei figli, quelli che hanno avuto il coraggio di farli, che potrebbero trovarsi in quelle situazioni. Quindi scrivete le petizioni, scrivete anche a Pedro Sanchez che ha le sue belle camicie bianche e la giacca blu, anche lui finito in una sorta di problema di corruzione dove anche coinvolta la moglie. Quindi anziché parlare di cazzate e difendersi dagli attacchi per queste cose, occupatevi dei turisti che vengono a invadere il vostro paese e proteggeteli dagli spacciatori, dalla droga, dal malaffare, dalle baby gang. Bene, andiamo avanti. È uscito il DNA, dove pare da uno studio che, ritornando ai mostri degli anni 80, il mostro di Firenze, Mauro Vanni il piastrellista, Pacciani e tutta la compagnia cantante dei compagni di merende, ci fossero dei sardi residenti in Toscana coinvolti, che oggi a distanza di
45 anni, pare che abbiano delle responsabilità, quindi viene un po' da ridere questa magistratura in ritardo. Non è solo Garlasco, non è solo la mano di Sempio, che non si è appoggiato solo così, ma con tutto il corpo ha riempito il muro di sangue della villa della povera Chiara, in cui si trovavano molte persone, il giorno in cui la povera ragazza è morta. Quindi, per rispetto, magistrati, fate dei danni spaventosi, la responsabilità penale dei magistrati, questo è il tema su cui dibattere, non la separazione delle carriere, che è anche cosa importante, o i carceri modulari di cui si è dibattuto. Vogliono costruire dei carceri smontabili che costano 83.000 euro l'uno, dei cubicoli dove mettere questa gente come i cani. Io non ho capito dove voglia andare questa situazione. Ma ricordatevi che la responsabilità per chi ha condannato un innocente o per chi non ha voluto vedere durante un'indagine, per coprire responsabilità, come sicuramente il caso di Garlasco, in cui si sta coprendo qualcuno di molto importante con un colore tendente al rosso o al viola, lasciatemi dire, questo si dice nella lurida Garlasco, la ricca provincia pavese. Meditate, fatevi un esame di coscienza. Un meteorite grande come la Torre di Pisa passerà lunedì ai 75.000 all'ora di fianco all'Italia terra, scusate, non la colpirà, ma voi immaginate quanto può essere grande. Quindi preparatevi, state attenti, insomma, cercate di guardare ogni tanto se arriva qualcosa. 900 portafogli rubati a Venezia in piazza San Marco in 6 mesi. Quindi questo è il pickpocketing, l'attività di borseggio nella piazza più famosa, gentrificata e affollata, inavvicinabile, che parla di Venezia. Tra parentesi, l'altro giorno sul Corriere un commerciante orafo si lamenta che i turisti non comprano più niente. I turisti che vanno in giro sono senza un soldo, se li prendete per i piedi e vi scappano le Birkenstock o i sandali e rimangono così con le tasche, non casca un solo scellino. Ma cosa volete che comprino in gioielleria? Ma se non vanno più neanche a mangiare, comprano nei supermercati, mangiano per strada con la bottiglia d'acqua sotto il braccio. Ma di cosa state parlando? I commercianti di Venezia si lamentano perché o c'è l'overtourismo, sono troppo pochi, non ce ne sono, non comprano. E per favore, basta, che fa anche caldo. C'è stata una violazione il 22, credo fosse martedì, da parte degli hacker di Microsoft, ma non una roba da niente, tipo quella che era successa l'anno scorso per riguardo aeroporti, banche bloccate, Azure, il sistema. Pare che ci siano state molte banche dati italiani che hanno rischiato, ma nessuno chiaramente ha detto nulla. Queste cose escono nelle agenzie di stampa, perlomeno in quelle che leggo io. Terzo passaggio, e andiamo a prendere la parte residuale. Vedete, ne ho prelevate davvero tanta che, come vedete, ancora riesce a coprire, e non è soltanto il velo di sposa, ma comunque la fase di copertura, la fase per fare l'obliquo, la parte più interessante. Allora portiamoci in questa casa agli esteri. Oggi incontro in uno dei 2 golf club di proprietà di Donald Trump in Scozia. Questo è quello di Glasgow, dove Ursula von der Leyen incontra il tycoon per negoziare l'accordo sui dazi. Pare che ci sia il 50% delle possibilità che l'accordo vada a buon fine, perché se l'accordo non si trova i dazi saranno al 35%, al 25%, non mi ricordo neanche più. Rimane sempre il fermo sui dazi sull'acciaio, e quello rimane chiaramente, credo, stralciato dall'accordo. Il 15% sarebbe comunque una catastrofe per il nostro agroalimentare, che esporta quasi 5 miliardi in Nord America. In ogni caso, vediamo. Mentre Trump si trovava in Scozia, oltre che per incontrare la cotonata Ursula von der Leyen, era andato per inaugurare l'altro suo super resort di golf che si trova nei pressi di Aberdeen, nella costa orientale della Scozia. Quindi andate un po' a vedere quanti belli affari si fanno diventare presidente degli Stati Uniti. In ogni caso è stato arrestato e poi rilasciato subito dalla polizia israeliana l'altro ieri il Gran Mufti di Gerusalemme, autorità religiosa, perché dalla moschea di Al-Aqsa aveva diffuso un sermone contro l'IDF, l'esercito di Israele. Quindi questi l'hanno preso, l'hanno catturato, poi gli hanno messo un sacchetto in testa e hanno detto vabbè dai, ti liberiamo per stavolta, facciamo un gesto di clemenza. Falliti i negoziati di Doha, Hamas aveva troppe pretese, Israele ha lasciato il campo, sì, perché Hamas voleva che Israele liberasse 2000 prigionieri nelle sue carceri, di cui 200 ergastolani, e quelli hanno detto sì, buonasera. E anche l'America, era presente Whitcox, l'inviato americano al negoziato, ha preso l'aereo ed è tornato a Washington. Mentre la Francia, qua si è parlato molto di questo riconoscimento, ha deciso nella prossima Assemblea Generale dell'ONU di riconoscere lo Stato di Palestina. Non è una cosa da poco. Donald Trump ieri
il giorno dopo quindi della dichiarazione di Macron, ha detto sì, dice un sacco di fregnacce Macron, però rimane comunque un ragazzo simpatico, no? Questo è per dire come considera il presidente americano i nostri capi di Stato europei. Bene l'obliquo, si va piuttosto sciolti. Non ricordo che è questa voce cantante, perché non è un io narrante ma una voce cantante. Ah sì, Talk, mamma mia, quella di Such a Shame, morto l'iconico cantante credo un paio di anni fa, l'anno in cui è morto anche Silvio Berlusconi. Bene, vi posso dire che, essendo la versione gentile del Fatti, non vi ho fatto vedere l'esposizione, vedo se riesco a rasoio aperto a farvela vedere. Questa è l'esposizione della lama, se riuscite a immaginare, non è amplissima, sembra un open com con questo pettinone per pettinare le barbe lunghe, quindi se usato mai, senza premere mai, scusate, che si tende a premere per cercare risultati di tagli più profondi, in realtà ci si taglia il viso. Questo rasoio non è un rasoio da viaggio, io non lo porterei in valigia, perché quando si è fuori si ha sempre fretta, perché nell'albergo o c'è l'ora della colazione, o c'è la reception, o vi sono al telefono, devi scrivere l'email, ti sei dimenticato di mettere via le mutande sporche della valigia, sei lì che senti la televisione, il TG5, il TG4, che dalla stanza dove hai dormito entra nel bagno sconosciuto, perché entri in un cesso in cui non sei mai stato, quindi negli alberghi è sconsigliato farsi la barba, se non con rasoi molto semplici come faccio io, in maniera vergognosa, che sono quelli di plastica Bic Bilama, in quella orrenda striscetta che adesso è verde per dare un senso di utilità forse un po' green, oppure rasoi molto agevoli come l'R89, oppure come il plasticone Wilkinson Classic. Bene, io considero questa rasatura assolutamente terminata e devo dire soddisfacente, molto bene la Garta, ha lavorato molto nella preparazione del pelo, quindi non aspettate gli spumoni da panna montata, non aspettate la gelateria sotto casa che vi mette la schierichezza di panna con la maniglia sopra il cono, con 3 palle di cono così, e quindi dovete accontentarvi di una rasatura molto soft, quindi una preparazione molto ben fatta. Andiamo a rinfrescare il viso con acqua fredda. Rieccomi, nessuno ne parla mai, ma uno dei momenti più belli, oltre che preparare la rasatura, farsela, massaggiarsi, è anche quella di sciacquare e avere terminato la rasatura, perché non è solo l'esercizio della stessa, ma anche la fine in cui con l'acqua fresca che va a chiudere i pori del vostro viso appena ripulito e rasato, potete guardarvi nello specchio, osservare, vedere se avete fatto un buon lavoro. Io sono soddisfatto della mia rasatura, anche se vi faccio la rasatura, come sapete, in maniera molto elementare, e quindi avere il viso pulito, sentire che è scattoso come l'oblò della lavatrice che fa tac quando lo aprite. Ora purtroppo a 59 anni il viso non è più scattoso come una volta, però diciamo che dà soddisfazione. Con questo asciugamano sempre in spugna tamponiamo, lasciamo il viso un pochino umido e andiamo a ricordare negli obituari Laura Santi, morta a 50 anni per una gravissima malattia con il suicidio assistito. Ha girato un video in cui ha invitati i parlamentari a boicottare l'attuale legge, in dibattito in Parlamento sul fine vita, e bisogna dare la possibilità a persone, questa signora è morta a 50 anni, che si trovano in condizioni non più di compatibilità con una vita normale. Pensate voi che oggi uscite con i pantaloni corti, andate in motorino, andate in macchina con le vostre donne, i vostri figli da soli, a giocare a pallone, a giocare a ping pong, questa chiusa in un letto da 25 anni almeno, e non gli date il diritto di passare a miglior vita. Quindi l'associazione Luca Coscioni, che si è battuta per questo, e anche Marco Cappato, che qualcuno ha chiamato in maniera poco irriverente Marco Accoppato, sono persone che si dedicano a questo. Quindi si parla di un senso di civiltà in cui io, da liberale e radicale, perché io sono liberale e anche radicale, ritengo che valga la pena di lavorare. Andiamo adesso a dare un'occhiata alla stampa locale prima di dare il tocco finale con un after. E così anche oggi il foglio di Claudio Cerasa, uscito ieri, valido, edizione weekend per il sabato e la domenica,
riporta alcune notizie di cui chiaramente sorvolerò. Il conflitto ormai al di là del bene e del male, perché la guerra di Gaza è diventata una maledizione per Israele, è ora di reagire. Qua la posizione filo-israeliana del Foglio non è mai stata celata, ma in questo caso è difficilissimo, giustamente, come la pensiamo tutti, difendere una posizione così imbarazzante. Bene, Autodazzi qua è Lorenzo Binismaghi contro il mantra delle barriere interne all'UE. Ci sono barriere interne anche nell'Unione Europea al 44%, ma sorvolo invece interessante, anche un pochino irriverente, l'intervista a Agnoletto Assimpredi, quindi un'associazione che unisce i costruttori edili lombardi, e voi immaginate cosa non gira lì dentro in questa associazione di gruppo di pressione. L'indagine su Milano, dice Agnoletto, produrrà solo nuova povertà, la città è stata mostrificata. Quindi eccone uno, si chiama Camillo Agnoletto, è imprenditore edile, sentite il profilo di chi parla, a Milano, cugino dell'ex sindaco Pisapia, del No Global Vittorio, ve lo ricordate, quello che era presente al Genoa Social Forum quando c'è stata la macelleria messicana, la scuola Diaz, presente Gianfranco Fini a comandare le operazioni di pulizia, che dice al Foglio, questo chiaramente Agnoletto, costruttore: ho restaurato Palazzo Pitti, gli Uffizi e la Fenice di Venezia, voto sinistra e avviso alla sinistra che l'inchiesta di Milano produrrà solo nuova povertà, l'indagine la pagheranno gli operai. E io aggiungo anche quelli che hanno già dato i 50%, 30, 40, 20 degli anticipi per comprare le case. Si vedono i cantieri bloccati, 120 cantieri bloccati a Milano, quindi immaginate che felicità. E non sto chiaramente a commentare l'annuncio di Macron, di cui abbiamo parlato, in merito al riconoscimento dello Stato di Palestina. Anche all'interno si trovano articoli mediamente interessanti da approfondire. Vi segnalo qua il rapporto fra Trump e Jerome Powell, il capo della Fed del risparmio, eccola qua. La roccaforte, il banchiere trasversale con il sangue freddo di cui Trump non vede l'ora di liberarsi, chiedendo l'abbassamento dei tassi. Ma questo ve lo lascio per quando volete, se volete. Milano sott'odio, simpatico per la penna del bresciano Michele Masneri, chiaramente relativa all'inchiesta milanesi sull'urbanistica. Corna d'Italia, eccolo qua, gelosia adulterio, qua Ginevra eleganza per la pruderie di chi sotto l'ombrellone cerca magari di leggere cosa succede se fate le corna a vostro marito, a vostra moglie. Qua, essendo sempre molto arguta la nostra Ginevra eleganza, dice per molte coppie conta di più lo share. Cosa vuol dire? Temptation Island, e noi guardoni gratificati dai peccatori altrui. Questo è vero. Loro magnifici cornuti. Si parla di istinto poligamo, il pianto di lei e la foia di lui, il trionfo dell'eterosessualità strapaesana, case normali, banali, triviali, per cui proviamo fascinazione. Quindi c'è tutto un misto di televisione, di culi all'aria, di strusci, di rapporti torbidi, di qualcosa che deve tenere su non solo l'estate ma anche la coda di questo governo, dove c'è un Papa molto più ortodosso di quello di prima, che è Papa Leone XIV, e quindi nella sopportazione della Chiesa di questo stato di cose vero un po' troppo lascive e anche gestite in maniera stravagante da parte dei media. Abbiamo questo interessante pezzo di Anna Maria Guadagni e si parla di brava gente in Abissinia. È stato riaperto a Roma il Museo dell'Opacità e le pagine buie del colonialismo italiano. E poi si parla di ricostruire la memoria nelle nefandezze che abbiamo compiuto in Africa. Poi si parla del 1935 con la campagna in Africa da parte di Mussolini, voluta appunto da Mussolini, e con le imprese raccolte, con immagini prese anche dalla campagna di Libia del 1914, e molti romanzi sono stati scritti. E poi interessante la storica disputa fra Montanelli e Alessandro Del Boca sull'uso del gas in Etiopia. Gentiluomini d'altri tempi non dubitavano della buona fede reciproca. Questo è una affiche del 1936 e della copertina della Domenica del Corriere. Vedete gli italiani che avevano conquistato l'Africa con il saluto riverente della popolazione locale, sterminata in ragione di 19.000 unità. Abbiamo ucciso 19.000 persone, tant'è che Scalfaro
a un certo punto si recò sul posto per chiedere scusa nel 1996, quando ci fu l'ammissione pubblica che vennero usati gas, per poi parlare male della Shoah e dello sterminio degli ebrei nei forni di Auschwitz, di Birkenau e nei campi della Germania nazista. E qua si parla di cinema, ma Jimmy Jarmusch, se avete la passione per il genere, cantore di stralunati vagabondi, film e musica alla Cineteca di Bologna, perché Bologna è una città che con la cultura, non solo del cinema, ha sempre avuto un ottimo rapporto. Il pezzo è di Vittorio Bongiorno, però non voglio sottrarvi il godimento di leggere il famoso pezzo, perché in mancanza d'altro ci sono alcuni approfondimenti alla pagina 15 e 16, ma non vado avanti. E chiaramente la preghiera, visto che fa caldo, chiudiamo presto oggi, di Camillo Langone, cantore dell'Italia minore. Allora che cosa ci dice Camillo Langone? Confesso che ho desiderato morire sentendomi perduto. Ero nella migliore gelateria della mia città, una delle poche gelaterie della regione che conservano il proprio gelato nelle carapine, ossia nei pozzetti chiusi. Mi trovavo dunque in un luogo teoricamente elitario, niente a che vedere con le gelaterie plebee dove si smerciano gelati coloratissimi, zuccheratissimi e grassissimi, rigurgitanti dalle vaschette aperte. Ciò nonostante entravano clienti, sia turisti sia indigeni, che prima di ordinare chiedevano di assaggiare, che dopo aver assaggiato ordinavano 3 oppure 4 gusti, spesso confliggenti, sorbetti insieme alle creme, limone insieme alla nocciola, facendo poi aggiungere granelle, panne, biscotti, accozzaglie inguardabili, e infine pagavano col bancomat. Sharansky, il politico israeliano già dissidente russo, su queste pagine del Foglio si è detto convinto che la maggioranza degli europei non sia pronta a cedere le proprie libertà. Sharansky non conosce gli italiani. Gli italiani sono prontissimi. Agli italiani basta la libertà di scegliere il gusto del gelato. Basta, eppure avanza, visto che il cono lo pagano facendosi autorizzare dalla banca. Quindi servilmente da perfetti sudditi digitali. E così adesso mi intristiscono, dice Camillo Langone, pure le gelaterie. Devo entrarci in orario morto perché non mi mettano la voglia di morire. Con questo chiudiamo la parte cartacea, senza prima ricordarvi che è uscito nei primi giorni del mese, ed esce con qualche giorno d'anticipo, il Foglio Review, supplemento diretto da Annalena Benini, che scrive spesso di libri in pagina 2 sul Foglio, e qui in questo caso si fa un esame di coscienza. Coltiva il succo della vita, lei racconta come si nasconde dal confronto mettendosi gli occhiali da sola, un articolo molto femminile come tutta la rivista, che non è scritta solo da donne. L'incipit e gli uomini che palle, questo è quello che pensano le donne di noi, ma questa era la signora Joyce, la signora Nora, che ha sposato James Joyce, l'autore di Gente di Dublino, nata nel 1884 e morta nel 1951. Ma ci dice Annalena Benini, a proposito della sua sopravvivenza, che il conflitto è molto faticoso, il conflitto sfinisce, mi fa soffrire, dice, a volte mi fa urlare. Il conflitto ho pensato a lungo, credendomi molto furba, si può evitare. Ti dico sì, certo, come no, e poi faccio come mi pare. È un metodo che ho sperimentato fin da ragazzina e so come si fa. So quale faccia devo mettere su, so anche che funziona, perché ho praticamente sempre fatto come mi pareva. Quindi questo è un racconto in cui la Benini, anche quando va letto, si sente oppressa da questa enorme sfera nera, come lei la chiama, e la descrive molto bene. La sera prima di addormentarmi ci gioco con questo palla che diventa sempre più grande, che non evapora ma se ne resta lì, non va su né giù, si unisce ad altri conflitti e diventa piuttosto grande, rotola insieme a te che cammini e non se ne va, e a volte mi sveglio, la prima cosa che vedo è questa palla scura, e la sera prima di addormentarmi ci gioco, la rigiro tra le mani, ma è diventata così grande che a volte un po' mi schiaccia, mi fa respirare male, mi infastidisce. Quindi Annalena Benini forse ha mangiato o una carbonara o qualcosa con i peperoni, ho mangiato una pizza particolarmente gourmet, e di notte non riesce a liberarsi nonostante il suo stato di cose, dirige poi una rivista
Va bene anche che è nuora di Vittorio Feltri, ex direttore di Libero, e quindi capisco che di notte non dorma tanto bene, ma si faccia anche un po' una ragione e si tranquillizzi. L'articolo successivo non riempie di felicità, ed è questo giovane che ha 18 anni, si è arruolato, sognava di fare il regista ma si è arruolato nell'esercito ucraino, e qua è ripreso, fotografato in trincea. Questa è gente di oggi, non sono ragazzi che appartengono alla guerra in Abissinia o una guerra a Caporetto, oppure le montagne che grondano sangue della prima guerra mondiale. Qua c'è lui che adesso va nelle università a fare delle lezioni e dice, la prima cosa che dice agli studenti: imparate a fabbricarvi un drone. Ecco, questo è lui che parla con un'esperienza militare, già un personaggio che vuol raccontare la sua esperienza. Quindi qua che fine hanno fatto le eroine cretine, ovvero noi? Altro esame di coscienza di Esther Viola, brava giornalista, scrittrice. Qua Bridget Jones viene presa come esempio di cretineria degli anni 2000, e pare che oggi invece le donne abbiano fatto sparire l'ansia da prestazione. Chi siamo diventate? Chi sarebbe questa ragazza del nuovo millennio? Cosa vuole? Che cosa le piace? Anch'io me lo chiedo spesse volte. Siamo risolte, non necessariamente felici, ma non sempre almeno. Ma cos'è questo felice in fondo? Queste involuzioni vanno lette dall'inizio alla fine, che vi spieghi cosa gira nella testa, ma alla fine le donne hanno acquisito sicurezza. Cosa sono quelle deficienti dell'epoca, dice Esther Viola, se non un attentato alla coscienza sentimentale aggiornata al lungo percorso che ci ha portate fin qui, dove qui significa adulte, parecchio consapevoli, un buon posto, anche se devo ammettere che fa un po' freddo. Questi gli stanno sulle palle gli uomini, hanno preso una sicurezza. Se un uomo non le telefona dicono che cazzo me ne frega, il mondo è pieno di app di dating che scoppiano di gente che non vede l'ora, dico io, di farti. E la tragedia è che tutto questo funziona, quindi rimanete pure per conto vostro, se volete, così acchittate nelle vostre camerette, nel vostro upper side, nel vostro appartamento che vi hanno comprato magari i genitori, o dove pure vivete abusivamente perché avete trovato qualcuno che vi mantiene, oppure uno sugar daddy trovato al limite della truffa. Altro pezzo di Irina Turcan, una scrittrice che non voglio dire fregnacce, nata in Romania nell'84, e parla di cosa succede nel precariato. Ci si inventa di tutto. Qua parla della scuola, si parla di una traduttrice che è stata contattata per un lavoro per 2000 euro per tradurre, era un'esperta chiaramente, un classico di non mi ricordo quante pagine, ma era sicuramente importante il compenso. Praticamente lei ha tradotto tutto questo attraverso vari contatti con questa piattaforma, e poi chiaramente i soldi non li ha mai visti. E pare anche una ragazza contattata attraverso un'amica che l'ha garantito uno sugar daddy, che l'ha promesso che l'avrebbe aiutato. Lei è stata chiaramente fregata, questo non ha visto neanche un soldo, dice, però almeno non ho lavorato gratis, perché qua ti chiedono di pagare delle cifre per sbloccare il tuo compenso, quindi lavori gratis, ti fregano dei soldi. Quindi viva le truffe? Io direi di no, ma questo è il mondo che attanaglia, questo mondo purtroppo. È altro che parlare di net, di ragazzi che non lavorano e non studiano. Ma io non voglio appesantire ulteriormente l'atmosfera, ma darvi degli spunti di coscienza, quindi avrete qualcosa di cui ragionare questa sera. Se rientrate a casa col fresco a casa vostra, nel vostro albergo, e volete visualizzare questo video, avrete la pazienza di guardare i, non so, 35-40 minuti che durerà, mentre per darvi l'occasione di immaginare anche voi il fresco del barocco prodotto di Extro dell'amico Donato Ciniello, regalatomi da Alessio in bundle proprio con la crema agarta vegetale di Phoenix. Io vado a scuotere per emulsionare le parti pesanti e vado in 4 spruzzi molto interessanti e un'ondata levantina. Qua avete addosso tutto, se vi piacciono le atmosfere asiatiche, le atmosfere orientali, queste sensazioni che piacciono tanto a chi scrive di questi sentimenti, a chi scrive di gente che vive altrove, a chi scrive di vecchie abitudini, il profumo dell'impero ottomano. Quindi se uscite in una città in cui non sanno neanche conoscere i segnali stradali come quello in cui vivo io, ma sentiranno questo profumo, una domanda se la faranno e diranno: ma questo chi è? Da dove è arrivato? Chi lo sa? Scanseremo il meteorite grande come la torre di Pisa? Chi vivrà vedrà. Buona domenica da Andrea, e da domenica che barba, ciao!